Luca Bergo, allenatore veneto maschile, è appena finita la finale terzo-quarto posto contro la Lombardia, una medaglia di bronzo. Che valore ha questo terzo posto? Sicuramente importante dopo una sconfitta netta contro Trento. Questo ha fatto vedere i valori dei ragazzi e delle loro motivazioni. Poteva costarci cara questa sconfitta in semifinale, invece i ragazzi sono stati molto bravi, il gruppo è stato unito e ha voluto a tutti i costi portare a casa questo terzo posto. A livello emotivo, psicologico, ha influito secondo te l'aver perso in maniera più secca rispetto alla Lombardia alla semifinale? Nel senso, paradossalmente sembra quasi che la Lombardia avesse il morale più sotto i tacchi pur essendosi giocata di più. E dopo però Ma io credo che a noi resta solo il rammarico di non aver giocato tutte le nostre carte, anche se dobbiamo dar merito a Trento che Trento ha giocato una partita superlativa, è un gruppo che si conosce ormai da 2 anni e gioca a memoria. Va onore e merito a Trento e a un gruppo che sicuramente farà vedere delle belle cose in finale. Facciamo come i professori, diamo i voti. Che voto diamo all'esperienza, non solo sportiva, ma anche complessiva del gruppo al TDR? Ma io credo che un 7 se lo meritano tranquillamente, io sono abbastanza stretto, però un 7 è un valore più che positivo, insomma. Perfetto, allora grazie Luca Bergo e stasera vi vedremo a fare un po' di festa magari al Teatro Magnolia? Li lascerete venire? Sicuramente, sicuramente se lo meritano dopo tanti sacrifici. Perfetto, allora grazie a Luca Bergo e buon proseguimento. Arrivederci a tutti.